La morte del 12enne Carlo Alberto Conte, colpito da un malore durante una gara di atletica a Vittorio Veneto, lo strazio della famiglia e delle fiamme oro con cui era tesserato sul suo banco di scuola 3 rose bianche. Da accertare le cause dell'arresto cardiaco, il cuore del ragazzino è spiantato per essere esaminato a Padova, lettera degli organizzatori della corsa di Vittorio Veneto che sarà intitolata al giovanissimo atleta. Il governo accoglie il grido d'allarme dei sindaci esclusi dai fondi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR, stanziati altre 905 milioni di euro a soddisfazione della politica e del presidente Anci Veneto. La partita del Quirinale si poteva chiudere anche prima, ci sono diversi problemi che si richiedono risposte urgenti, il monito del numero 1 degli industriali veneti, Carraro. È avvolta nel mistero la morte di un 32enne di Marghera ripescato questa mattina a cadavere dalle acque del Lido di Venezia dove lavorava come barista. Una cisti ovarica da record del peso di 12 kg e lunga mezzo metro è stata asportata ad una 21enne le cui condizioni stavano velocemente peggiorando. L'intervento all'ospedale di San Donato. A Bassano del Grappa una lezione a scuola sulla giornata della memoria fa svelare dopo 78 anni la storia di un uomo coraggioso che rischiò la vita per salvare una coppia di ebrei. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la vicenda di Carlo Alberto Conte, il ragazzino di 12 anni morto a causa di un arresto cardiaco mentre stava disputando la sua prima gara di atletica. Tutta la città di Padova, ma non solo. Il Veneto, possiamo dire, si stringe intorno alla famiglia del ragazzino. Grande il dolore delle Fiamme Oro, la società per cui Carlo Alberto correva. A scuola 3 rose bianche sono state appoggiate sopra il suo banco. Il sorriso di Carlo Alberto si è spento. 13 anni il prossimo 27 marzo, il ragazzo è morto nella serata di martedì all'ospedale di Treviso, dove lottava da 2 giorni. Stava correndo domenica mattina a Vittorio Veneto quando il suo cuore si è fermato e lui è crollato a terra. Pensare che quello era un giorno speciale, la sua prima gara come atleta delle Fiamme Oro Padova. Così ricorda quella gioia la sua allenatrice Rosanna Martin. Era un'emozione sicuramente per tutti, era veramente la prima gara dell'anno, era bello, insomma, un bel momento, ai ragazzi l'emozione si vedeva sicuramente. Era felice domenica mattina Carlo Alberto Conte, che da ottobre correva con le Fiamme Oro. Con lui c'era il suo papà, Dino Massimiliano. Tutto è crollato in un attimo. Un dolore immenso per il papà, la mamma Valentina Ometto, una donna forte che da 5 anni, dopo la morte del fratello Luca per un tumore al cervello, raccoglie fondi per i ricercatori e per lo IOV, la sorellina che Carlo Alberto adorava. Un dolore per i suoi compagni di classe. Frequentava la seconda media alla scuola Pascoli, era amante della storia e delle lingue, sognava di studiare negli Stati Uniti. Gli amici hanno parlato di lui con gli insegnanti, aiutati dallo psicologo. Sul suo banco stamattina sono state portate dalla vicepreside 3 rose bianche. Una famiglia unita, quella di Carlo Alberto, a cui Rosanna Martin dice grazie. Hanno dato un esempio fantastico in questi giorni. Il papà è di una forza veramente fuori dal normale e la mamma ha sorriso con la speranza fino all'ultimo secondo. Per noi sono stati veramente una forza, gli siamo stati vicini tutte queste ore, questi 2 giorni, ma abbiamo imparato veramente molto da loro, anche persone veramente di grande fede, questo li ha aiutati molto. Alla famiglia arriva anche il cordoglio del presidente del Veneto Luca Zaia, una tragedia che ha colpito tutti, anche chi Carlo Alberto non lo conosceva in modo diretto. Carlo Alberto era buono, aveva tanti sogni, in tanti lo pensano mano nella mano con lo zio Luca, una morte che lascia solo una domanda: perché? E l'organizzatore della gara di cross Città della Vittoria, a cui aveva preso parte proprio domenica Carlo Alberto, gli ha voluto dedicare una lettera parlando idealmente proprio con lui e con una promessa, quella di dedicare quella gara al suo nome. E adesso ascoltiamo invece le parole del primario della cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso, che ha preso in cura dopo la gara il piccolo Carlo Alberto. Il cuore aveva un'aritmia maligna che si chiama fibrillazione ventricolare e nonostante ripetuti tentativi di defibrillazione elettrica non è mai ripartito.
Cuore tornato a battere ancora per 48 ore grazie all'impianto di un ECMO, una macchina per mantenere attive le funzioni vitali. La macchina è stata messa nell'ipotesi che che il massaggio cardiaco e tutto l'ottimo soccorso che è stato fatto al bambino fosse riuscito a preservare le funzioni vitali, in particolar modo il cervello. Una tragedia, quella del piccolo Carlo Alberto, stroncato da un arresto cardiaco durante la sua prima gara di atletica leggera. Lì, a 300 metri dall'arrivo, tra i suoi amici e il tifo della famiglia, è improvvisamente crollato aggrappandosi a un albero per poi accasciarsi a terra, privo di sensi. Immediati i soccorsi guidati dal medico Giovanni Dalla Zentil, che insieme agli infermieri della Prealpi Onlus, del SUEM e un anestesista rianimatore di Monselice, sotto gli occhi del padre del piccolo Carlo Alberto, per più di un'ora hanno praticato il massaggio cardiaco utilizzando il defibrillatore. Un'azione tempestiva che va fatto sperare in un miracolo. È funzionato in modo eccellente, a mio parere, sono stati soccorsi il luogo e è stato l'arrivo dell'elicottero che ha portato il ragazzo qui. Questo posso dirlo perché comunque nel momento in cui io ho applicato l'ECMO, cioè questa macchina per la circolazione extracorporea al ragazzo, avevo dei parametri che mi dicevano che il sangue era circolato, quindi vuol dire che ciò che era stato fatto in modo eccellente. Abbiamo sperato fino all'ultimo, lottato insieme a lui e fatto tutto il possibile. Le parole commosse del direttore generale Francesco Benazzi, voce del dolore che attraversa l'intera comunità e tutta l'ULSS 2 Trevigiana. E presto l'autopsia. Questo riscontro diagnostico è stato richiesto dai genitori di Carlo Alberto, è stato ovviamente richiesto da noi e devo dire che è stato anche sollecitato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale ha seguito questa vicenda in modo molto stretto. E ora procederemo in anatomia patologica al riscontro autoptico, dopodiché invieremo anche il cuore a Padova, all'Università di Padova, alla professoressa Cristina Basso, che è una dei massimi esperti di morte improvvisa, di patologie che determinano morte improvvisa, e questo ci aiuterà a chiarire quali sono le cause di questa tragedia. Vediamo adesso gli aggiornamenti sul fronte pandemia in Veneto. Scendono rispetto a ieri i contagi, se ne contano 19.820 nuove positività, 32 i decessi sempre nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 pazienti in terapia intensiva, 24 in più rispetto a ieri, 7 invece pazienti in meno in terapia intensiva. 1.854 erano in area non critica, quindi 24 in meno in area non critica e 7 pazienti in meno in terapia intensiva. Intanto la direzione prevenzione della regione ha fatto una previsione sulla situazione scolastica tra l'11 e il 15 gennaio scorsi. Dai dati raccolti risultano coinvolte da casi di Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 in quarantena. Naturalmente questo è il dato veneto. Gli studenti coinvolti sono stati 271.932, dei quali 96.339 in quarantena. Il maggior numero di classi e studenti interessati da provvedimenti si conta nell'USL 2 Marca Trevigiana, con 3.268 classi, sempre nel periodo tra l'11 e il 15 gennaio, e 65.300 studenti coinvolti. E dopo il caos sul fronte tamponi nelle ultime settimane è attivo da oggi il nuovo drive-in realizzato dall'ULSS 3 al porto di Chioggia. Viste le numerose criticità a Chioggia per la congestione del centro tamponi all'ospedale, con lunghe code e qualche episodio di aggressività, il Comune ha deciso di correre ai ripari e insieme a ULSS 3 e Autorità Portuale è stato realizzato un nuovo punto drive. Da un'emergenza sanitaria non potevamo correre il rischio che diventasse un'emergenza di ordine pubblico, dovuta ovviamente alle ore di attesa, bambini piccoli, anziani. Adesso con questo punto tamponi i cittadini potranno recarsi qui comodamente a bordo della loro autovettura, rimanere comunque al caldo. Ci sono anche dei vici chimici, perché mi era stato lamentato da parte dei cittadini anche la problematica che non potevano andare in bagno lì all'ospedale. Abbiamo fatto squadra e questi sono i risultati. L'ULSS ha provveduto a realizzare il drive già attivo in meno di una settimana. Impegnandoci e lavorando in maniera assidua ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato questa struttura e siamo in grado adesso di dare
250 tamponi al giorno anche in questo territorio, naturalmente fatti su prenotazione, che riteniamo possano essere la risposta giusta ad un bisogno correttamente sollevato. Il punto tamponi si trova in via Maestri del Lavoro al porto di Chioggia. È un piccolo contributo che diamo, ma siamo un soggetto che partecipa al governo del territorio e questo era il modo più immediato per dare il nostro apporto. Quello di Chioggia non è l'unico drive però a cui ha pensato l'Ulstre. Avevamo 3 situazioni e quando abbiamo aperto la settimana scorsa alle Zattere abbiamo detto oggi risolviamo questo, la prossima settimana risolviamo Chioggia e oggi dico la prossima settimana, mercoledì prossimo andremo ad aprire il drive presso Favaro, dove in una struttura analoga a questa verranno sistemate delle postazioni proprio per fare i tamponi e creare meno disagio alla popolazione anche di Mestre. Ulteriori 905 milioni di euro relativi al periodo 2022-2026 saranno destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR. Il governo ha accolto la proposta avanzata da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, da Antonio De Caro, presidente ANCI, e da Michele De Pascale, presidente UPI, nei giorni scorsi, per imprimere un forte sviluppo alle economie locali rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali. E grande soddisfazione naturalmente è stata espressa dal sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, che ha portato il problema alla ribalta nazionale. In questo modo anche i comuni del nord potranno beneficiare dei fondi che prima venivano di fatto dirottati al sud. E adesso il voto per il nuovo Presidente della Repubblica, con le parole del numero 1 degli industriali veneti Carraro, che dice: la partita del Quirinale va chiusa in tempi brevi perché il Paese ha bisogno di risposte urgenti. Speriamo che domani sia il giorno buono, secondo me si poteva fare anche prima, il Paese sta vivendo un momento particolare, abbiamo una ripresa che sta un po' affannando, ci sono un sacco di problemi. Per il presidente di Confindustria Carraro bisogna chiudere in fretta la partita del Quirinale per dare al Paese una dimostrazione di responsabilità. Vedere queste schede bianche, questi nomi anche così un po' sparati a casa, sembra veramente che chi è a Roma non abbia contezza dei tempi che stiamo vivendo. Di questi tempi anche un giorno fa differenza. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti su più fronti, continua il numero 1 degli industriali veneti, che punta i riflettori sul caro energia che rischia di bloccare, se non totalmente, almeno parzialmente, alcuni cicli produttivi. Ci sono aziende, per esempio, che stanno portando la produzione in altre ore della giornata perché il prezzo delle fasce orarie cambia, quindi magari stanno aumentando la produzione nelle ore notturne, nelle ore serali, e alcune stanno pensando di fermare perché non riescono a sostenere questi costi, in un momento invece che le cose stavano andando particolarmente bene. Non si possono neanche fermare certe aziende, perché se partiamo dagli inizi della catena di produzione, quindi le acciaierie, quindi le fonderie, poi vuol dire a cascata fermare tutto il paese. A questo si aggiunge il problema delle quarantene che costringono a casa molti lavoratori, creando vuoti nei sistemi produttivi. Abbiamo in alcune aziende il 20% di assenteismo, questo qui ci impone di rivedere i turni, ci impone di rallentare l'output della produzione. In tal senso Confindustria applaude all'impegno dei governatori, che in un documento hanno sintetizzato le proposte al ministro Speranza. Forse bisognerà che anche con determinate precauzioni chi è positivo possa andare in sicurezza per sé, ma soprattutto per gli altri, tornare a lavorare. Abbiamo raggiunto il limite.
E intanto quella di oggi è stata una nuova fumata nera per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Il presidente del Veneto Zaia ai cronisti ha commentato così l'ipotesi di dimissioni di Mario Draghi nel caso la maggioranza che elegga il nuovo presidente sia diversa da quella che sostiene il governo. Sentiamo le parole del governatore Zaia. Questo non glielo so dire, day by day, step by step, non si dice, però... Gli inglesi dicono così, e detta proprio all'italiana, lo diceva Edoardo De Filippo, no? I Napoli milionaria, se non ricordo male, ad passare nottate. Qua diverse nottate. Ma io penso che insomma si debba costruire un percorso che non sarà facile, però è pur vero che ci stiamo occupando degli apici della classe dirigente di un paese, ovvero il Presidente della Repubblica e ovviamente il Presidente del Consiglio. Per me è Draghi e per me è assolutamente un punto di riferimento. La cronaca è avvolta nel mistero, la morte di un 32enne di Marghera ripescato questa mattina dalle acque del Lido di Venezia dove lavorava come barista. Aveva 32 anni e risiedeva a Marghera, ma era domiciliato al Lido. Nicola Lazzaro, il cui corpo senza vita è stato avvistato questa mattina poco prima delle 9 al Lido di Venezia, nelle acque del canale tra via Rovigno e via Cipro. A notare e segnalare il corpo esanime del 32enne che galleggiava nelle acque del Lido alcuni passanti e residenti della zona che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco con il gruppo sommozzatori per recuperare il cadavere, mentre la Polizia di Stato, incaricata delle indagini, prosegue con gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere e, analizzando nelle condizioni, ricostruire il tempo trascorso in acqua per scoprire le cause del decesso. Al momento trapela solo il fatto che non sembrano esserci segni di violenza. Accertamenti in corso anche per capire se si tratta di un decesso dovuto a cause naturali o anche per una caduta accidentale. Nicola Lazzaro era da tempo domiciliato proprio al Lido, dove lavorava come barista, in un locale all'inizio del Gran Viale, con il contratto che gli sarebbe scaduto sul finire del prossimo dicembre, con il bar chiuso per un mese di ferie da fine Natale scorso. La salma ora è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una micro telecamera nascosta nella felpa, un modem e un auricolare. Esame di guida con truffa per 2 connazionali del sud-est asiatico, entrambi residenti nel Bellunese, scoperti da un esaminatore insospettito da ripetuti bisbigli durante lo svolgimento dei quiz per il conseguimento della patente di tipo B. Alla motorizzazione di Belluno è arrivata la pattuglia della radiomobile di Belluno che ha proceduto al controllo, alla perquisizione personale dei 2 candidati che nel frattempo avevano superato la prova a pieni voti. La coppia è stata denunciata alla procura per truffa aggravata. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta con la politica, la corsa alle amministrative a Padova e la polemica tutta interna alla Lega, perché continua a far discutere la presa di posizione di Marcello Bano, storico esponente leghista e sindaco di Noventa Padovana. Per Padova dice: avrei usato un altro metodo. Non ho ancora ricevuto nessun provvedimento in merito, quindi se dovessi riceverlo a quel punto là saprò dove sarà discusso. Tutto tace dal fronte leghista, almeno per Marcello Bano, messo sotto accusa dopo aver espresso i suoi dubbi sulla scelta del candidato da opporre a Sergio Giordani alle prossime amministrative. Per Bano, però, è normale dialettica. Non sono polemiche, dire di preferire un candidato della Lega come Roberto Marcato, dove non è ancora stato espresso dal centrodestra nessuna candidatura ufficiale, e penso che faccia parte della normale dialettica politica esprimere un proprio candidato, soprattutto che è della Lega. Roberto è conosciuto e riconosciuto ed è una figura di assoluto spessore. Dopodiché, se la Lega proporrà un altro nome, a quel punto là era giusto non dire la propria preferenza. 12 anni di militanza leghista, quella di Bano, eletto prima all'opposizione ed ora sindaco a Noventa Padovana per 20 anni in mano al centrosinistra. Un tempo, ci dice, erano le sedi locali che decidevano i candidati. Il territorio deve continuare ad avere voce. Conosco le regole che ci sono,
è giusto rispettare le regole che ci siamo dati. Penso che sia arrivato il momento però di condividere queste regole attraverso i congressi. La scelta di un candidato, conclude Bano, deve essere fatta con molta attenzione. Deve essere un candidato, secondo me, che possa vincere. E allora io consiglio, come è stato fatto a 90 Padovana, di fare un sondaggio sulle varie candidature e dopo proporre chi ha più possibilità di vincere. Perché a me non mi interessa che sia della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, Civico. A noi serve un candidato che sia competitivo e che possa vincere. E adesso un intervento chirurgico da record. Una cisti ovarica del peso di 12 kg e lunga mezzo metro è stata asportata ad una 21enne le cui condizioni stavano velocemente peggiorando all'ospedale di San Donà di Piave. Quanto hanno saputo fare in ostetricia e ginecologia è l'ennesima conferma che in Veneto la qualità della sanità è diffusa su tutto il territorio e non solo nei grandi hub. Le parole del presidente del Veneto Zaia, che aggiunge complimenti ai sanitari sandonatesi che si sono trovati di fronte ad una situazione rara e ingarbugliata, risolvendola brillantemente. E adesso la storia di Linda, a 10 anni, che racconta la vicenda del suo bisnonno che rischiando la vita salvò una famiglia di ebrei. Sono Linda Gianesi, ho 10 anni e frequento la quinta elementare 4 novembre di Campese. Ora vi racconterò, con l'aiuto del papà Sandro, della nonna Gabriella e della prozia Antonietta, una storia vera successa durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonista mio bisnonno Angelo Brunello, chiamato da tutti Gino. Inizia così il racconto di una storia vera, di un uomo coraggioso che ha messo a repentaglio la sua vita per salvare quella di una coppia di ebrei, i baroni Lidia e Giorgio Treves. Una storia rimasta nascosta per proteggerne il ricordo, ma adesso, dopo 78 anni, prima che il tempo ne sbiadisca i contorni, Linda e la sua famiglia hanno deciso di renderla pubblica per salvarne la memoria. Tutto è iniziato a scuola durante una lezione proprio sulla giornata della memoria. Mi sono effettivamente stupita di questa notizia e ho cercato di capire se ci fossero anche testimonianze in tal senso scritte, una letteratura intendo dire. E Linda stessa mi ha confermato che la famiglia ancora non aveva mai rivelato pubblicamente questa storia. Scappati dalla persecuzione dei fascisti, Lidia e Giorgio Treves, che nel 1910 è stato il primo presidente del Calcio Padova, hanno potuto contare sul coraggio e la generosità di Gino che li ha nascosti e accuditi a Campese. Di giorno rimanevano sempre in camera e uscivano per fare 2 passi solo verso sera. Pranzo e cena lo consumavano nel loro alloggio e la persona preferita per portarglielo era la mia prozia Antonietta. Non ho mai raccontato a nessuno, perché non parlava nessuno di ebrei da quel periodo, perché era un periodo, si aveva paura di tutto. Ecco. E lui mi ricorda sempre che mio fratello aveva una radio, l'unico radio che c'era, che ascoltava Radio Londra alla sera. Dopo un anno nascosti, un gerarca fascista riconobbe per caso il bassotto della baronessa. Oramai la coppia era stata scoperta e fu proprio Gino ad aiutarli nella fuga. Finita la guerra, arrivò al bisnonno Gino un telegramma. Il barone scriveva che erano rientrati a Padova sani e salvi. È stato un atto eroico di mio nonno, perché adesso è facile dirlo, ma a quel tempo nascondere 2 ebrei rischiava la vita. Un verso del Talmud dice che chi salva una vita salva un mondo intero. Gino ne ha salvate 2. Linda, con il suo racconto, ha salvato la memoria, regalando a tutti un motivo in più per non dimenticare. Termina qui il nostro telegiornale, vi lascio le previsioni meteo. Grazie e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Alta pressione e stasi atmosferica sull'Italia. Il risvolto della medaglia, come sappiamo, è rappresentato da nebbie e scarsa qualità dell'aria. Vediamo il dettaglio di giovedì 27 gennaio.
Sul Veneto nebbie, foschie e nubi basse saranno una presenza quasi costante in pianura, non solo al primo mattino e dopo il tramonto, localmente in alcune zone persisteranno anche nelle ore diurne, tuttavia non si escludono anche ampie schiarite soleggiate. E con l'anticiclone e le nebbie lo smog rimarrà imprigionato nei bassi strati dell'atmosfera, portando l'inquinamento ai valori massimi della settimana. Venti a tratti moderati da ovest. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 4-6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche addensamento al mattino e locali riduzioni della visibilità, a seguire più sole. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.